Yeah. I spit raps like a heart attack, fast fatal heart impact, past painful scars, in fact I blast tasteful bars and past I back up my actions, fact don't ask, grab reactions, jacked attack with every word, then act with class as they hear me snap. I got nothing to lose, cause I fought and felt the bruise, now I'm not the one confused, call the shots and they produce, I ain't lost, I'm finally loose, pick a new silver excuse, I need the views to boost me to a new abuse of being used. Everybody wants a piece now, y'all can rest in peace now, you're dead to me so peace out, remember you're discreet out, get ready for defeat now. I'm gonna make you bleed out. Listen on repeat now and weed out all the weak now. Get up and Mario Montragio, ex campione di arti marziali e fondatore e ideatore di questa palestra per magari chissà futuri anche campioni di arti marziali. Ecco Mario, io direi di fare un passo indietro. Com'è nata la passione per questo tipo di disciplina? Da ragazzo ho sofferto. Ho fatto anche bella vita, i miei genitori tutto quanto, ma abbiamo sofferto molto più di tanti altri. Però ora, come ora, allora, pensavo di diventare campione, volevo diventare campione a tutti i costi, non ha importanza quale sia stato lo sport. Però questo è quello che mi accentrava di più perché era il mio carattere proprio combattitivo, da combattente. Per me far match, lavorare per i match, allenarmi per queste cose qua è stato sempre bello, sin dall'epoca del karate, perché i primi match sono stati negli anni 75, sono partito da là, perciò pensate quanti anni che sono in auge. Non mi posso lamentare non sono mai stato forte, il grande campione, ma ho vinto tantissimi titoli, ho vinto quello che mi serviva per poter stare, ripeto, in auge. In quanti tipi di arti marziali hai vinto? Il karate, il semi-contact, l'high contact, il full contact, che poi dal karate, dopo una valanga di match nel karate, Kyokushinkai anche, che all'epoca c'era il Kyokushinkai, che era il contatto pieno senza protezioni, sono nato lì. E dopo di là sono riuscito a costruire la mia testa e voler qualcosa di più. All'epoca c'era un percorso che gli americani avevano lanciato che era il full contact e da lì ho voluto specializzarmi nella box e entrare dentro nel giro con il full contact, gambe e braccia sempre, che comunque il karate era la stessa cosa, solo che nel karate non c'erano le guardie, in cui invece devi stare in guardia, se no sei fritto. Abituare i ragazzi a sopportare il dolore qui, come può essere magari per uno che non è abituato al dolore fisico? E ti puoi adattare anche al dolore. Se il dolore superi la forza iniziale di capire quanto è il dolore, poi dopo gli allenamenti ti aiutano anche a crescere meglio, perché la parte principale è capire quanto dolore fa questo sport qua, che non è l'allenamento in sé, fuori a tirare al sacco, creare qualche cosa, un carattere forte. Il problema è che prendere una botta in faccia è sempre paura, sempre timori, fa sempre timore, è quello il problema. Per crescere il ragazzo in questo modo qua è difficile, non è così facile. Prima di entrare nel ring o magari nella gabbia, cosa influisce di più, l'aspetto mentale o quello fisico quando devi affrontare un avversario? Normalmente il ragazzo ti chiede: ma chi è il mio avversario, chi è il mio combattente, quello che devo scontrarmi? Non dovrebbero chiederselo, devono combattere. Perché se iniziano a farsi delle domande simili non partiranno, perché se vedono davanti uno che è palestrato, che ha il muscolo così, ha il muscolo colà, è finito. E questo sta tutto poi in una fase mentale, organizzare la propria testa e dire sì, non mi spaventa, non è questo il mio problema. Può essere grande, grosso, piccolo, ben messo, mal messo, ma il problema è che se uno ha più forza mentale e tecnica sei finito. Down.